Ripartiamo dalla voce, il podcast della Federazione Italiana Teatro Amatori. La magia delle voci. Il ritratto ovale di Edgar Allan Poe. Il castello del quale il mio domestico, per non farmi passare la notte all'aperto nelle mie condizioni penose di ferito, s'era deciso a forzare l'ingresso, era uno di quegli edifizi frammisti di grandezza e di tetraggine che per secoli e secoli hanno torreggiato sugli Appennini, anche nella realtà oltre che nella fantasia di Mrs. Radcliffe. A giudicare dalle apparenze, esso era stato abbandonato solo da poco e non certo per sempre. Noi ci alloggiammo in una delle camere più piccole e meno sontuosamente addobbate, la quale si trovava in una torre fuori mano dell'edifizio. La decorazione della camera era ricca, ma logora per vecchiaia. Le pareti erano tappezzate e adorne di numerosi trofei araldici d'ogni forma, nonché di una straordinaria quantità di vivaci pitture moderne, in sontuose cornici ed arabeschi d'oro. Per queste pitture, che si vedevano appese non solo alle pareti principali, ma anche a tutti i muri d'angolo che la bizzarra architettura del castello aveva reso inevitabili, per queste pitture, ripeto, forse a causa del mio delirio incipiente, provai subito un profondo interesse, tanto che ordinai a Pedro, siccome imbruniva, di chiudere le massicce imposte della camera, di accendere le candele d'un gran candelabro che si trovava al capezzale e di spalancare i tendaggi di velluto nero che circondavano il letto. Tutto questo perché, ove non fossi riuscito ad addormentarmi, potessi almeno consolarmi nella contemplazione di quei quadri, alternata alla disamina di un piccolo volume trovato sopra il guanciale, che per l'appunto li valutava e descriveva. A lungo lessi e tutto attentamente osservai. Le ore volarono e furono ore gloriose e giunse profonda la mezzanotte. Il candelabro mi dava noia nella posizione in cui si trovava e allungando la mano per non disturbare il mio domestico addormentato, nonostante mi fosse molto difficile, lo spostai in modo che la luce ricadesse in pieno sul libro. L'operazione condusse a una scoperta assolutamente inattesa. I raggi delle numerose candele illuminarono una specie di nicchia su cui fino ad allora una delle colonne del letto aveva gettato la sua ombra. Scorsi così in piena luce un dipinto che non avevo ancora notato. Era il ritratto di una giovinetta nel fiorire della sua femminilità. Data una rapida occhiata al dipinto, io chiusi gli occhi. Perché non seppi spiegarmelo a tutta prima. Il ritratto, ripeto, raffigurava una giovinetta. Si trattava semplicemente della testa col busto ed era lavorato alla maniera vignettistica, nello stile prediletto da Sully. Le braccia, il seno e persino la radiosa capigliatura sfumavano fusi insieme nell'ombra vaga ma intensa che serviva di fondo. La cornice era ovale, riccamente dorata a filigrane, secondo il gusto moresco. Come opera d'arte era un dipinto davvero ammirevole, ma ad impressionarmi così vivamente d'improvviso non poteva essere stata l'esecuzione dell'opera, né l'immortale bellezza della persona raffigurata. Un'ora forse trascorsi, sempre attentamente riflettendo intorno a tutte queste cose. Compreso d'un profondo timore, mi buttai avidamente sul volume che trattava dei quadri e delle loro singole storie. Al numero che designava il ritratto ovale lessi le bizzarre e oscure parole di cui appresso. Era una fanciulla di rara bellezza e quanto amabile tanto giuliva. Maledetta fu l'ora in cui conobbe il pittore e si innamorò di lui e lo sposò. Lui, un uomo appassionato, studioso, austero, aveva già una sposa nella sua arte. Lei era una fanciulla di rara bellezza, era fatta di luce e di sorriso ed era festosa come un piccolo cerbiatto. Tutto amava, tutto aveva caro, non odiava che l'arte, sua rivale. Non temeva che la tavolozza e i pennelli e gli altri arnesi del dipingere che la privavano della presenza del suo amato. Fu terribile quando sentì il pittore esprimere il desiderio di fare il ritratto anche a lei. Ma era umile e obbediente e per settimane e settimane docilmente sedette nell'alta camera tetra della torre, dove la luce cadeva sulla pallida tela, penetrando dal soffitto. Lui, il pittore, trovava gloria nel suo lavoro, che di ora in ora progrediva sempre di più. Era un uomo appassionato e strano, d'animo trasognato, che si perdeva in fantasticherie.
tanto che non sapeva vedere come la luce che cadeva così lugubre dentro quella torre solitaria consumava la salute e le forze spirituali della sua sposa, che tutti vedevano languire tranne lui. Eppure essa sorrideva e continuava a sorridere, senza mai lamentarsi, siccome vedeva che il pittore, il quale aveva già grande fama, si infervorava con entusiasmo alla sua opera e lavorava giorno e notte per dipingere colei che lo amava tanto, ma che ogni giorno più deperiva ed intristiva. E in verità, chi contemplava quel ritratto parlava a bassa voce della sua rassomiglianza, come d'una possente meraviglia che provava, oltre la forza, l'amore profondo del pittore per colei che gli raffigurava in modo così prodigioso. Ma a lungo andare, come l'opera si avvicinava al suo adempimento, nessuno fu più ammesso nella torre, perché il pittore era tutto preso dalla foga del lavoro e non distoglieva che di rado gli occhi dalla tela, anche per osservare il viso della sua donna. E non vedeva come i colori che riversava sulla tela venivano tolti dalle gote di colei che gli sedeva dinanzi. E quando settimane e settimane furono passate e più non restava quasi nulla da fare, null'altro che dare un tocco di pennello alle labbra e uno agli occhi, lo spirito della giovine donna palpitò ancora come una fiamma al bocciolo della lampada. Allora il tocco fu dato, alle labbra e agli occhi, e il pittore rimase per un attimo in estasi dinanzi all'opera che egli aveva compiuto. Ma continuando a contemplarla, subito tremò e si fece pallido e atterrito, scompiando in un urlo. «Ma questa è la vita che ho creato!» Si volse a guardare la sua beneamata, la quale era morta.